Ciao, mi chiamo Giacomo, ho 25 anni e sono cristiano da 7 anni circa. Sono 7 anni che io conosco Gesù e sono 7 anni che io cammino con Gesù. Oggi vorrei raccontarvi la mia testimonianza, la mia prima esperienza con Gesù, quell'esperienza che mi ha portato oggi a credere in Lui e a vivere per Lui. Quando avevo 18 anni, io ero, possiamo dire, un ragazzo normale, un ragazzo come tanti, nel senso, non fumavo, ho fumato massimo una sigaretta nella mia vita, così tanto per provare quando ero con gli amici. Non ho mai fatto uso di droghe e mi sono ubriacato solo una volta nella mia vita e dopo quell'esperienza mi è andato in odio l'alcol e quindi non ho più bevuto. Quindi non ero chissà che ragazzo cattivo, possiamo dire, o che ha toccato il fondo o altre cose del genere. Il mio problema più grande, se così possiamo definirlo, era il mio carattere, perché io ero una persona molto aggressiva, una persona molto impulsiva, una persona violenta e ho fatto anche a pugni qualche volta, nulla di cui vantarsi, ma la cosa che più mi dispiaceva di me stesso, la cosa che più mi causava dolore, era il modo in cui io trattavo i miei genitori. Ero veramente un figlio ribelle e mi ricordo di essere anche passato alle mani una volta con mio padre e mi ricordo tante cose brutte che ho detto a mia mamma che non avrei mai coraggio di ripetere qui davanti a voi. Ma un giorno mio fratello, che già da un po' veniva in chiesa cristiana evangelica, ha lanciato una sfida a me e ad altri 3 amici. La sfida era molto semplice. Lui ci mandava una canzone cristiana evangelica e noi avremmo dovuto ascoltare questa musica e chiedere a Dio qualcosa che per noi era impossibile. E se Dio avesse realizzato questa cosa, vuol dire che Dio realmente esisteva. Quindi ho accettato questa sfida e mi ricordo che quella sera mi chiusi in camera, misi gli auricolari alle orecchie e non riuscivo a premere play, non riuscivo ad ascoltare questa canzone. Cominciai a tremare e dopo un po' mi sono fatto coraggio e ho premuto play. E mentre ascoltavo questa canzone ho chiesto a Dio una cosa che per me era impossibile ed era: Dio, cambia il mio carattere. Mi ricordo bene le parole che dissi. Dissi così: Dio, se tu realmente esisti, se tu realmente sei il Dio dell'impossibile, io chiedo a te qualcosa che per me è impossibile: cambia il mio carattere. E io mi ricordo che il giorno dopo io ero una persona totalmente trasformata. I miei amici lo hanno notato, la mia famiglia lo ha notato. L'Apostolo Paolo nella sua seconda lettera a Timoteo dice che negli ultimi tempi verranno tempi difficili perché gli uomini saranno superbi, vanagloriosi, amanti del denaro. E una cosa che Paolo dice, che vorrei dire qui a te, è che negli ultimi tempi le persone saranno ribelli ai genitori. Io vedo molto in giro questo, soprattutto dove non c'è la conoscenza di Dio, molti ragazzi che sono ribelli ai propri genitori, ragazzi che non rispettano più l'autorità dei loro genitori. E io vorrei ricordarti di dar valore ai tuoi genitori, perché di papà e mamma ne abbiamo solamente uno. Tante persone non danno valore ai loro genitori e si ricordano di loro quando ormai è troppo tardi. Quindi tu che hai genitori che sono ancora vivi, io ti voglio solo invitare a onorare i tuoi genitori, ad amare i tuoi genitori, perché questo è un comandamento che il Signore ci ha dato. Il primo comandamento con promessa: onora i tuoi genitori affinché i tuoi giorni sulla terra siano prolungati.